traffico è sempre più intenso, purtroppo la vita insomma tutti i giorni conta milioni di turisti, di conseguenza cioè, i mototopi sono di più, il trasporto taxi è più numeroso, le gondole sono più numerose, quindi è una realtà, nei canali c'è parecchio traffico. La chiusura di un canale alla circolazione acquea, come è accaduto per 2 giorni a Rionovo, il 23 settembre per le unità di trasporto cose, il 24 per il trasporto persone, non è certo un provvedimento frequente, ma oramai il traffico a Venezia è tale che proprio Rionovo, dove per 60 giorni sono state sperimentate le targhe alterne ai motoscafi, è più inquinato della tangenziale di Mestre. Il blocco è stato disposto per raccogliere gli elementi necessari a ridurre le concentrazioni di diossido di azoto. Targhe alterne o chiusure temporanee non convincono però chi nei canali si muove da sempre. Spostando il traffico da un rio, tutti praticamente proseguono per un altro rio, quindi non è che si levano le barche, si spostano e basta, quindi il traffico che c'era prima nel Rio Nuovo è sicuramente da un'altra parte, cioè non è qui come Milano che chiudi una zona, allora nessuno va, qui la città è piccola, i trasporti sono quelli, le barche sono quelle, quindi in un modo o in un altro tutti devono girare. Traffico, inquinamento e motondoso fanno sempre più parte della quotidianità cittadina, secondo Giampaolo D'Este, pluricampione di regate a Venezia, responsabile del traghetto di fronte al comune a pochi passi dal ponte di Rialto. La soluzione, peraltro già paventata dopo l'incidente mortale in Canal Grande del 17 agosto 2013, potrebbe essere un'altra. Non so se sia un'utopia, ma tutti i trasporti secondo me dovrebbero essere effettuati all'alba, cosa che comunque comporterebbe non so, spese in più da parte dei negozi o comunque, però sarebbe l'unica cosa per snellire il traffico, perché purtroppo se tutti lavorano alle 10 di mattina, cioè se la barca delle immondizie alle 11:30 è ancora sulle rive, è normale che il traffico è più intenso. Ci dovrebbe pensare di anticipare come si fa in terraferma.